apriamo un nuovo corso, è questo il titolo del momento inaugurale. Siamo in provincia di Verona, a Belfiore. Quello dove ci troviamo è il letto del canale LEB, che è stato ristrutturato da ANBI e dal consorzio LEB di Verona con i fondi del PNRR. È arrivato per l'inaugurazione il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, presente anche il governatore del Veneto Luca Zaia. Andiamo a sentire cosa hanno detto ai nostri microfoni. Francesco Cazzaro, presidente di ANBI Veneto, un momento importante questo per quella che è la bonifica e la politica dell'irrigazione nella nostra regione. È un momento importante, è il segno della capacità di programmare e di progettare da parte dei consorzi, e anche un bel segno di riconoscenza da parte del Paese, del Ministero delle Infrastrutture, che ha finanziato quest'opera di attenzione verso un territorio come quello veneto, che è sempre più sofferente per quanto riguarda l'acqua da destinare all'irrigazione. E questo è un canale che guarda il futuro, come molti altri progetti che hanno la bonifica in serbo guardano il futuro. Sarà necessario e indispensabile per poter sopravvivere, perché acqua ce n'è sempre meno a disposizione e bisognerà pensare di conservarla nel miglior dei modi per averla poi da utilizzare quando serve. Tante proposte, le proposte più concrete fatte qui in regione sono quelle dei laghetti percorribili? Sì, diciamo che i laghetti o i grandi bacini sono una delle proposte. Ci sono altre proposte molto interessanti che riguardano per esempio la conservazione dell'acqua in quell'immenso serbatoio che sono le falde sotterranee, che stanno soffrendo moltissimo e che abbiamo la possibilità, di rimpinguare per poter usufruire poi di quell'acqua che immagazziniamo durante i periodi piovosi, evitando che vada a mare sostanzialmente. Dobbiamo arrivare anche in Veneto al 50% dell'acqua che piove che viene conservata sul territorio. Grazie a Francesco Cazzaro, presidente di ANBI Veneto. Andrea Crestani, direttore di ANBI Veneto, un'opera importante. Quali sono le caratteristiche tecniche del LEB? Questa è una tra le più importanti arterie irrigue che abbiamo in Veneto. Prende l'acqua dall'Adige, attraversa 3 province che per 44 km scarica nel Bacchiglione, quindi attraversa circa 100.000 ettari di pianura e irriga le nostre campagne. L'opera è importantissima perché era un'opera che dopo 50 anni aveva bisogno di grandi manutenzioni, ed oggi siamo riusciti 2 anni in anticipo rispetto al cronoprogramma previsto dal Ministero a consegnare il primo lotto di 20 milioni di euro. Il risparmio idrico rispetto alle perdite è di 150 milioni di metri cubi, e questo vuol dire avere più garanzia di disponibilità idrica, soprattutto in un momento di crisi come quello che stiamo vivendo. Moreno Cavazza, presidente del consorzio LEB, allora un giorno importante, ha parlato il governatore Zaia, il ministro Salvini, insomma qui i lavori sono stati portati a termine anche prima del tempo. Sì, questo è un giorno importante, unico secondo me, perché siamo riusciti, tanto abbiamo avuto l'onore di avere, oltre a tutti i funzionari, anche il governatore Zaia e il ministro delle infrastrutture Salvini, che questo per noi è un onore importante. Questa opera è stata consegnata, il primo stralcio, marzo 2020, doveva concludersi dicembre 2024 e oggi abbiamo inaugurato la fine dei lavori. Abbiamo già iniziato il secondo stralcio di completamento, che sono altri 33 milioni. Grazie a Moreno Cavazza, presidente del consorzio LEB. Francesco Vincenzi, presidente di ANBI Nazionale, nel suo intervento per l'inaugurazione di questo primo tratto del canale LEB rimesso a nuovo con i fondi PNRR, lei ha citato 2 parole. Quali sono?
Io nel viaggio, mentre arrivavo a inaugurare l'opera, ho pensato a quello che poteva essere un discorso che coinvolgesse tutti noi, non solo del mondo produttivo, ma tutti i cittadini. Fiducia e orgoglio sono le due parole che ho voluto raccontare, perché credo che quest'opera dimostri quanta fiducia dobbiamo avere nelle istituzioni, nel paese, nelle rappresentanze agricole, nei consorzi di bonifica, ma anche in quelle fiducia che dobbiamo avere nell'ambiente, che sarà, da un certo punto dovrà essere tutelato per continuare a garantire una difesa di quelle risorse naturali, acqua, suolo e aria, che sono indispensabili per continuare a vivere nel nostro paese. Grazie a Francesco Vincenzi, presidente di Ambi Nazionale. Assolutamente un grande intervento, sono 53 milioni di investimento, il primo intervento realizzato con i fondi del PNRR. Stiamo parlando ovviamente di un intervento importante che ci porterà circa 150.000 metri cubi d'acqua e ovviamente andrà a interessare l'irrigazione di oltre 100.000 ettari, ovviamente rispetto a delle province che sono quelle di Verona, Vicenza, Padova e nella fase terminale anche quelle di Venezia. Abbiamo innanzitutto la necessità di vedere puliti gli invasi alpini, che sono oggi alcuni ripieni di detriti per almeno il 60% della propria capacità. Dall'altro fare in modo che la rete delle cave in pianura, e ne abbiamo molte, diventi una rete di laghi, di serbatoi, anche questi utili all'agricoltura e alle attività umane. Ed infine investire su quello che sono, quella che è la rete irrigua, che ha grandi dispersioni. In molti casi abbiamo dispersione anche del 70-80% dell'acqua. Decreto acqua, una nuova politica dell'acqua, è oro, è ossigeno per gli agricoltori, per gli italiani, per le imprese, per i sindaci, per i cittadini, e quindi stiamo lavorando a un decreto urgente che permetta di commissariare le opere che sono in ritardo e di raccogliere l'acqua che il buon Dio ci manda dal cielo per poi sfruttarla soprattutto in agricoltura, e quindi avrò l'onore e l'onere di guidare una squadra di governo che dovrà dare delle risposte recuperando qualche decennio di inattività. Federico Canera, assessore regionale all'agricoltura, un'opera importante, questa è la prima di una grande serie destinata a tacciare in qualche modo la grande sete della pianura veneta. Sì, questa è un'opera importante che attendavamo, è un'opera imponente, nel senso che serve almeno mezzo Veneto, diciamo così, il Veneto centrale. Ovviamente non è l'unica e non dovrà essere l'unica, perché il tema della canalizzazione, del trasporto dell'acqua diventa fondamentale per l'agricoltura e francamente diciamo che oggi come oggi siamo un po' tutti preoccupati anche per la mancanza dell'acqua, anche per l'uso umano, domestico, quindi il tema di risparmiare, tesaurizzare l'acqua diventa fondamentale, e opere come queste dovranno essere sempre più costanti nel tempo da fare ed effettuare. La risposta della politica mi pare sia positiva. Il ministro Salvini ha battuto un colpo, ha detto ci sono. Ma questo è molto importante, ringraziamo il ministro Salvini, perché queste tematiche, pur sapendo che in particolare qui parliamo di consorzi bonifica, quindi ovviamente la mente va all'agricoltura, ma abbiamo capito che per fare opere di questo tipo servono più ministeri, servono più intenti, servono risorse massicce, quindi un piano strategico nazionale, e abbiamo capito dal ministro Salvini tutta l'intenzione del Ministero delle Infrastrutture di essere presente su questa partita e di creare anche un tavolo strategico. Grazie a Federico Canera, assessore regionale all'agricoltura.